E se vi dicessi che questo plum cake l'ho fatto in friggitrice ad aria e con l'acqua? Finalmente non devo più aprire per controllare la cottura. 180 gradi per solo 20 minuti e la colazione è servita. Sofficissimo e buonissimo. Vi lascio tutti gli ingredienti e il procedimento in descrizione, ma ne bastano veramente pochi e sono sicura che li avete tutti in dispensa. E se non volete accendere il forno, la soluzione perfetta è la friggitrice ad aria. La mia prima friggitrice ad aria era senza oblò e sinceramente era molto difficile controllare la cottura. Dovevo sempre aprire lo sportello. Come si dice, non c'è due senza tre, ma il mio terzo acquisto è andato in porto. Un piccolo segreto che vale anche per il forno è aggiungere dell'acqua sul fondo. In questo modo andrete a creare il vapore e il vostro dolce risulterà morbidissimo. Ha finito. Vediamo il risultato. Beh, che dire, non ci resta che mangiarlo. Provateci anche voi e fatemi sapere.